Radicchio IGP, nuove opportunità di filiera e prospettive di internazionalizzazione è il titolo di un convegno organizzato tra gli altri dal consorzio del Radicchio IGP di Treviso. Andiamo subito a sentire le voci dei protagonisti. Il scopo principale di questa giornata era appunto un business matching organizzato grazie a ICE, che ha fatto arrivare dei buyer esteri, 6 per la precisione, i quali hanno matchato, hanno incontrato i nostri confezionatori con lo scopo appunto di aprire nuovi mercati all'estero, e mi sembra sia andato veramente bene. Per quanto riguarda il convegno, intervento importante del ministro Francesco Lollobrigida, ha ribadito la vicinanza del governo per quanto riguarda le esportazioni, una particolare attenzione a quello che è il prodotto IGP. Certo, l'IG è molto importante per il nostro territorio, ha portato molto in questi anni, abbiamo esortato le istituzioni di rimanere vicino e continuare ad aiutarci come stanno facendo, perché grazie a loro anche un piccolo consorzio come il nostro, ma supportato da un grande territorio, può fare molto e dire la sua nei mercati internazionali. Raccontiamo ai nostri amici da casa, che poi sono quelli che vanno a fare la spesa, che cosa c'è dietro a quell'acronimo IGP, che anche se ci sono qualche decina di centesimi in più rispetto ad un prodotto normale, dietro c'è tanta passione, tanto lavoro, ma anche garanzie precise. IGP, indicazione geografica protetta, chiaramente è la garanzia che il prodotto viene fatto nel territorio vocato da mani esperte e una garanzia di qualità. È importante la commercializzazione a livello nazionale e internazionale. Per far questo la Regione in questi anni ha investito molto, ha creato un osservatorio regionale, ha finanziato con bandi specifici, perché è importante che se i produttori capiscano che dobbiamo uscire dalla regione, questo può essere un incentivo anche a certificarsi, perché c'è un problema sulla certificazione. È vero che ha un minimo costo, ma è un costo secondo me irrisorio rispetto al beneficio, ma credo che anche su questo la regione possa fare qualcosa per abbattere questo costo totalmente, in maniera che i produttori non abbiano più nessuna scusa per certificarsi. Questo significa avere anche una qualità del prodotto e poter rispondere alle esigenze del mercato. Creare un'organizzazione di produttori forte, una filiera forte, che preveda non solo i produttori ma anche i confezionatori e appunto chi va a commercializzare e ad esportare. Abbiamo sostenuto in questi anni anche progetti specifici da parte del consorzio. Penso al tema del cambiamento climatico, che ci impone dei semi evoluti che riescano a lavorare meglio con un radicchio anche a temperature purtroppo più alte, perché il cambiamento climatico c'è, e abbiamo investito anche per monitorare la qualità dell'acqua, perché per fare il radicchio ci vuole freddo e acqua buona, ma se le temperature cambiano bisogna anche pensare grazie alla tecnologia, alla ricerca, all'innovazione, di pensare anche ad avere delle sementi che lavorano in maniera differente. Quindi insomma abbiamo fatto il nostro lavoro sia sulla parte tecnica sia sulla parte commerciale, che diventa fondamentale. È un prodotto, quello del Radicchio di Treviso, assolutamente emblematico per caratteristiche qualitative, legame con il territorio, ma è anche una sfida ad andare oltre l'ambito di commercializzazione regionale o nazionale, ma andare costantemente sulla grande distribuzione ed anche sui mercati internazionali. Per farlo servono 3 cose. 1. Distintività vera. C'è qualcosa che non funziona se solo il 10% delle produzioni di radicchio entrano nel circuito del Radicchio di Treviso IGP. Bisogna rivedere questa denominazione e probabilmente andare per parte di esso, per quello tardivo, verso una DOP, discuterne insieme. Una volta aumentata la distintività bisogna rendere sempre più costruttivo, sempre più chi produce deve avere il suo giusto margine prezzo, e per farlo esiste un solo meccanismo, che è il contratto di filiera. Noi come Coldiretti e Filiera Italia lo abbiamo fatto per tantissimi settori, da ultimo anche col grano, dove c'è una contribuzione del Coltiva Italia solo per chi aderisce al contratto di filiera, sia esso produttore o trasformatore con credito d'imposta. Questo è il modello, perché l'affamare un prodotto così eccezionale da parte della grande distribuzione non può continuare.
E poi la terza cosa, spingere, e grazie all'ICE e appunto al presidente Matteo Zoppas, sui mercati internazionali, perché se conosci questo prodotto non ha assolutamente alcuna possibilità alternativa per qualità e struttura con nessun paese al mondo, con nessun altro prodotto al mondo. Rafforzare la promozione è un elemento centrale per riuscire a garantire ai produttori un reddito migliore, perché il prodotto, il radicchio, è uno straordinario prodotto, lo sanno quelli che lo mangiano, lo sanno quelli che l'hanno consumato, ci sono ancora troppi che non lo conoscono e non ne conoscono il valore. E allora nella presentazione, nella promozione, si crea quel valore aggiunto che aumenta e diventa possibile ripartirlo ancora meglio, riuscendo a garantire un reddito più alto al produttore iniziale. E questa è la sfida che ci siamo posti come governo, quello di aiutare le imprese a fare questo. Lo facciamo con Matteo Zoppas, presidente dell'ICE a livello internazionale, lo facciamo col sistema fieristico nazionale. Questo evento è certamente uno degli eventi che riesce a garantire la capacità di raccontare al meglio questo prodotto, mettere in condizione chi lo ama di amarlo di più e chi ancora non lo conosce di conoscerlo e cominciare ad amarlo e a pagarlo giusto. Noi abbiamo svolto con il supporto della Regione un'attività di indagine attraverso un osservatorio che ha raccolto informazioni in merito a un campione significativo di imprese che confezionano radicchio proveniente dal territorio locale. Noi abbiamo stimato all'interno di questo osservatorio un valore della produzione di circa 44 milioni di euro, che rappresenta una quota, secondo noi significativa, riferibile probabilmente ai 2/3 del valore complessivo. Tendenzialmente nel processo di distribuzione, date le perdite e i costi distributivi, il prezzo potrebbe aumentare rispettivamente da 1,8 a 2 volte, quindi probabilmente il valore raddoppia passando da circa i 44 agli 80, oltre 100 milioni di euro di fatturato. Diciamo che valorizzare un prodotto come il radicchio, che è un prodotto di grande qualità, radicchio tardivo di Treviso e insomma comunque il radicchio italiano è un'opportunità per il Made in Italy, perché all'estero si cercano sempre di più dei prodotti originali diversi. Sebbene il radicchio sia un prodotto diciamo conosciuto da molto tempo in Italia, poterlo far conoscere all'estero tramite una promozione ben mirata, ma non solo, anche facendo un'attività come quella che abbiamo fatto oggi, in un contesto in cui i buyer possono assaggiare il radicchio in tutte le sue forme, la pizza, la pasta, il risotto, la birra, insomma fa capire la potenzialità di questo prodotto, che solo quando si riesce a portare un buyer, un compratore a contatto con un produttore, li si porta a vedere il processo di lavorazione del radicchio, che non è per nulla scontato, e gli si fa capire la complessità, gli si dà anche un'opportunità si chiama storytelling, del racconto del prodotto da vendere, e appunto si mette poi a contatto proprio il compratore e il venditore. Questo dà la possibilità di creare dei rapporti soprattutto internazionali con queste piccole e medie imprese che altrimenti avrebbero fatto difficoltà ad incontrare questi clienti, di iniziare un percorso di internazionalizzazione o consolidarlo, a crescerlo, ed è una grande opportunità per loro, per il Made in Italy, per il territorio, e penso che anche il consorzio del radicchio, il presidente Andrea Tosato, possa essere soddisfatto, perché abbiamo dato un'opportunità che speriamo venga colta e che venga portata avanti.